A San Carlo di Voltri si sfidano Voltrese Vulture e Angelo Baiardo, gara valevole per la 19ª giornata del campionato di eccellenza. Voltrese riduce da 10 punti nelle ultime 5 partite, a solo -1 dalla zona playoff. Baiardo invece ottavo a -4 punti proprio dalla Voltrese. Prima azione della gara per il giallo-blu con Garbarino che trova un bellissimo passaggio per Piccardo, il tentativo del numero 9 finisce però sopra la traversa. Al 12esimo arriva la risposta del Baiardo firmata dai Valdi, il numero 7 riceve palle e si accentra, la sua conclusione è centrale, respinta da Caruso. Al quarto d'ora padroni di casa in avanti con una perfetta combinazione tra i due attaccanti Piccardo-Nelli, con quest'ultimo che calcia dal limite infilandolo vecchio, tiro precisissimo a fin di palo che vale la prima marcatura su azione per l'attaccante classe 99. Ancora sotto shock la difesa ospite rischia di combinare un disastro, su un retropassaggio troppo lento si avventa Piccardo il tiro del numero 9 però non è nello specchio. Al 23esimo i giallo-blu raddoppiano con la punizione di Chiodi calciata direttamente in porta, forse c'è stata la leggera deviazione in Nelli ma si prende tutti i meriti della rete il metronomo classe 2003. Al 34esimo sugli sviluppi di un corner prova la conclusione al volo dal limite Campanella, il suo tiro però non si abbassa sufficientemente. Il tramonto del primo tempo è gestito dai padroni di casa che vanno più volte vicino al tris, prima con l'incornata del solito Nelli che termina a lato e poi con il fallo da ultimo uomo di Ferrario che stende Piccardo lanciato in porta. Per il direttore di gara Pettirossi non ci sono dubbi, rosso diretto e quindi ospiti in 10 per almeno 50 minuti. Lo stesso Piccardo si incarica della battuta della punizione, il pallone si spegne però sopra la traversa e così si conclude la prima frazione di gioco. La ripresa si apre come si era concluso il primo tempo, con Voltrese in avanti alla ricerca del tris. I primi 9 minuti hanno dell'assurdo, con 3 reti annullate tutte per fuorigioco alla Voltrese. La prima al 48esimo su una punizione di Chiodi, il pallone finisce a Fal che serve a Mendola che segna ma l'assistente dell'arbitro alza correttamente la bandierina per fuorigioco. La seconda sugli sviluppi di un corner da Monte calcia addosso ai Raci e Piccardo ne approfitta per spingere in rete, ma anche in questo caso il direttore di gara non convalida la rete. E infine con una strepitosa combinazione tra Chiodi, Piccardo e Nelli che segna, in questo caso rimane più di qualche dubbio sulla posizione di Nelli che però viene rivelata in offside. Al 55esimo prova Rovido su una punizione che però termina alta. Al 70esimo episodio che fa infuriare la panchina voltrese, con fallo atterrato in area di rigore il direttore di gara Pettirossi vede il contrasto ma non fischia e dichiara vantaggio il tentativo di Garbarini. Nella continuazione dell'azione Iraci serve Chiodi che si gira e calcia, bravo a respingere lo vecchio e poi a bloccare il tapin di Macagno. Ancora il numero 1 è chiamato ad opporsi al tiro ravvicinato di Garbarini. In pieno recupero gli ospiti vanno vicini al gol con la conclusione mancina di Grani, su cui si rifugia in corner Caruso e con il colpo di testa di Zuppiroli bloccato sempre dal numero 1. E dopo quasi 5 minuti di recupero Pettirossi fischia 3 volte. A San Carlo i Voltri la partita si conclude 2-0 per la Voltrese.